Continui sbarchi ed i migranti positivi al coronavirus vengono accolti sulla terraferma. Il governatore della Sicilia Musumeci su tutte le furie. A San Leone un nuovo sbarco fantasma, sono arrivati e scappati. Ad Agrigento 2 nuovi corsi di laurea, niente tasse per i redditi bassi. Rimpasto in giunta a Palma di Montechiaro, ripartenza a Grotte. Santo Stefano Quisquina regala delle sacche con prodotti tipici ai turisti. La Fortitudo Basket Agrigento scende in Serie D ma mantiene l'allenatore Cagnardi. Il Canicattì Calcio pronto al ricorso per entrare in D. Il Pro Favara organizza la prossima stagione. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Mentre in Sicilia si registra un solo caso di contagio da coronavirus, continuano a sbarcare migranti positivi. Dei 43 arrivati ieri ad Augusta sono 8 quelli infetti da coronavirus e sono stati trasferiti a Noto. Come positivi sono 28 a bordo della Moby Zazza al largo di Porto Empedocle. Ad Agrigento, a San Leone, ieri nuovo sbarco fantasma, viaggiavano su un motoscafo veloce e sono scappati. C'è il servizio. Dei 43 migranti sbarcati ieri ad Augusta, 8 sono risultati positivi al coronavirus. Lo ufficializza un infuriatissimo presidente della regione, Nello Musumeci, che non le manda a dire. Si trovano a Noto, non su una nave errata come aveva chiesto il governo siciliano, ma lo Stato dice che la nave costa troppo e quindi possono alloggiare a Noto, dove già si trovano. Avete capito bene, prosegue Musumeci, a Noto, perla del nostro turismo. Il nostro sistema sanitario ha provveduto a effettuare i tamponi ed ha posto in isolamento i positivi, dividendoli dagli altri. Ma permangono 2 grandi domande. Perché la quarantena sulla terraferma? Perché nessuno ci informa sulle condizioni reali dei campi in Libia? Sono domande alle quali Roma ha il dovere di rispondere. Verificherò, conclude Musumeci, a questo punto, se non sia il caso di ordinare la zona rossa attorno alla struttura che ospita gli immigrati. Sul fronte agrigentino la situazione a bordo della Moby Zazza appare sotto controllo sanitario, con i 28 casi accertati nei giorni scorsi che continuano il loro periodo di quarantena e cure. E ieri non sono arrivati solo i 43 migranti ad Augusta, ma un gruppetto di tunisini, forse una ventina, sono sbarcati sulla spiaggia di San Leone ad Agrigento e sono scappati a gambe levate, immettendosi subito sulla strada comunale. I componenti del gruppetto sarebbero riusciti immediatamente a lasciarsi alle spalle la quinta spiaggia. Si tratta, sottolinea Mariamico, di uno sbarco diverso da tutti gli altri per via del mezzo utilizzato, un motoscafo veloce invece del solito barchino in legno. Per il numero ridotto dei migranti, un viaggio comodo con attrezzatura di salvataggio nuovissima. Appena sono arrivati, si sono cambiati nel boschetto, l'abbigliamento, conclude Mariamico, era molto curato, poi hanno fatto perdere le loro tracce. La furia del governatore della Sicilia Nello Musumeci per il dover accogliere migranti positivi sulla terraferma ed in luoghi turistici va a braccetto con la grave crisi del comparto turistico siciliano. Vediamo. Gli stagionali del turismo lanciano un nuovo grido d'allarme, chiedono sostegno o nuove opportunità occupazionali. Alcuni di loro hanno manifestato ieri a Taormina fuori dalla sede della Fisascat Cisl. La città di Taormina sta pagando un prezzo altissimo a causa dell'emergenza sanitaria, con un numero di turisti in forte calo rispetto al passato. La crisi in provincia di Messina investe circa 15.000 lavoratori del turismo, commercio e dei servizi. Solo in pochi avranno la possibilità di lavorare a luglio, agosto e settembre. Il governo, il ministro del lavoro e la regione Sicilia, sottolineano il segretario generale della Fisascat Cisl Messina, Salvatore D'Agostino, e il segretario generale aggiunto della Fisascat Cisl Sicilia, Pancrazio Di Leo, non stanno considerando che circa il 70% dei lavoratori rimarranno a casa quest'estate. Hanno già finito di percepire la NASPI a dicembre o a gennaio e oggi non sanno come andare avanti. Molte aziende infatti stanno assumendo lavoratori stagionali con contratti di appena un mese, nella speranza di avere qualche proroga. Ma ad aggravare la crisi del turismo anche l'assenza di liquidità per i lavoratori. Non tutti, infatti, hanno percepito il bonus di 1.000 euro per il mese di maggio, previsto dal decreto rilancio. I problemi degli stagionali non si risolvono così, sostiene la Fisascat Cisl, che ribadisce la richiesta di reintroduzione della ASPI o la modifica urgente dell'attuale disciplina normativa, con l'introduzione di norme a tutela dei lavoratori per tutto il periodo della fase di emergenza. Servono strumenti e atti normativi idonei a consentire ai lavoratori di superare la crisi e di non perdere il proprio posto di lavoro.
La pandemia ha innescato una grave crisi economica che ha colpito tutti i settori produttivi. Santo Stefano Quisquina ha cancellato importanti appuntamenti come la Sagra del Formaggio proprio nell'anno in cui la cittadina è stata insignita del prestigioso titolo di Città del Formaggio 2020 a cura dell'ONAF. L'amministrazione comunale, unitamente alla Proloco, intende incentivare il progetto di promozione turistica Estate 2020 a Santo Stefano Quisquina, valido per i mesi di luglio ed agosto, rivolto a famiglie o a gruppi che scelgono il paese per brevi soggiorni nelle strutture ricettive o per escursioni giornaliere. Si omaggeranno gli ospiti di una sacca di colore e tipologia diversificate contenenti alcuni prodotti tipici quali pasta, formaggi, olio, miele, savoiarde, conserve. La borsa, spiega il sindaco Francesco Cacciatore, prende ispirazione dalla cosiddetta sacchina stifanisa che i nostri avi, contadini e pastori portavano a tracolla e che conteneva il cibo da consumare durante la giornata di lavoro. Contanti, scatta il nuovo limite per i pagamenti. I dettagli nel servizio di Carmelo Lentini. Ancora un'ulteriore stretta per l'evasione fiscale. Dallo scorso 1° luglio sono entrati in vigore i nuovi limiti dei pagamenti in contanti. Dagli attuali 3.000 euro si è passati infatti a 2.000, per poi scendere ancora a 1.000 dal prossimo 1° gennaio 2022. Chi non rispetterà le nuove soglie sarà soggetto a multe molto salate, il cui importo potrebbe arrivare addirittura sino a 50.000 euro per ogni singola operazione. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il nuovo decreto collegato alla manovra di bilancio, che oltre a contrastare l'evasione fiscale mira ad incentivare la diffusione dei pagamenti elettronici. L'Italia infatti è 26esima nella graduatoria della Commissione europea sull'utilizzo dei servizi internet e 23esima in Europa. Secondo quanto previsto si potrà pagare in contanti solo fino a 1.999 euro. Dai 2.000 in su invece sarà obbligatorio utilizzare uno strumento tracciabile come bonifici, assegni, carte di credito. Il limite rimarrà sempre fino al 31 dicembre del 2021. Mentre dal 1° gennaio 2021 scatterà una nuova stretta. Da 2.000 si passerà a 1.000 euro, pagamento consentito sino a 999 euro. Il tetto è valido sia per chi effettua il pagamento che per chi lo riceve, coinvolge anche prestiti e donazioni e trasferimenti di denaro all'interno della famiglia. Esclusi dall'obbligo invece i versamenti e i prelievi sui conti correnti e i pagamenti rateizzati in contanti. Chi supererà i nuovi limiti sui contanti andrà incontro a multe salate. Entro i 250.000 euro la sanzione prevista è compresa tra 2.000 e 50.000 euro. Oltre i 250.000 euro si va dai 15.000 ai 250.000 euro. Per i professionisti soggetti all'obbligo di segnalazione la multa andrà dai 3.000 ai 15.000 euro. Ed il collega Carmelo Lentini ha raggiunto il traguardo dei 35 anni di iscrizione all'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Per lui una lunga carriera che lo ha visto fare della sua passione un mestiere. Auguri al nostro Carmelo e complimenti. Università, nuovi corsi di studio per il Consorzio Agrigentino e agevolazioni economiche per le fasce più basse. C'è il servizio. L'offerta formativa delle Università degli Studi di Palermo per l'anno 2020-2021 sarà arricchita di nuovi corsi di studio che verranno attivati nella sede di Agrigento. Si tratta in particolare di architettura e progetto nel costruito e di lingue e letterature. Il dato degli immatricolati in continua crescita, che ha raggiunto un aumento del 33% rispetto a 5 anni fa, mette in evidenza, ha commentato il rettore Fabrizio Micari, la sempre maggiore attività del nostro Ateneo, che lavora con continuità per costruire un'offerta formativa sempre più ampia e competitiva. Le immatricolazioni prendono il via l'1 agosto e i servizi digitali consentono la completa gestione online anche delle iscrizioni ad anni successivi e di tutte le pratiche studenti, comprese le procedure per l'accesso alle lauree magistrali. La prima sessione dei test online per i corsi accesso programmato locale, posticipata a causa dell'emergenza pandemica, prende il via il 20 luglio. Iscrizioni ai test entro le 13 del 6 luglio. La seconda sessione dei test online e testi per corsi accesso programmato nazionale si svolgeranno a partire dal 1 settembre.
Non pagheranno le tasse universitarie gli studenti appartenenti a un nucleo familiare con il reddito ISEE inferiore o uguale a 25.000 euro. A Unipa si tratta di 2 iscritti su 3. È un consistente allargamento, probabilmente il più ampio anche a livello nazionale, della no tax area. Dal 2020-2021 quasi il 70% degli studenti sarà totalmente esonerato dal pagamento delle tasse. Oltre a questo importante intervento, ci saranno significative riduzioni sulle tasse per i redditi tra i 25 e i 30.000 euro, riduzione della mora per il pagamento della prima rata per le fasce più basse, riduzione del contributo per i passaggi di corso. Altro esonero specifico riguarda gli studenti iscritti nel precedente anno accademico ad atenei diversi in altre regioni che effettueranno il trasferimento presso l'Università di Palermo e che saranno esenti dal versamento per il primo anno di iscrizione. Un'opera nel giardino della biblioteca di Piazza Cavour a Favara è stata installata in memoria di Lorena 40, aspirante medico uccisa nel marzo scorso nel Messinese dal proprio fidanzato. Per non dimenticare Lorena, commenta il sindaco Anna Alba, affinché rimanga impresso nella mente di ognuno di noi il rispetto alla vita. Credo che questa sia, come dire, una pagina già scritta, perché accanto alla situazione cronica di carenza strutturale del corpo di polizia municipale nella nostra città, adesso facciamo i conti anche con una situazione di ulteriore degrado che la nostra comunità vive e che si sostanzia anche in queste forme di esasperazione e di violenza. Certamente la nostra solidarietà e vicinanza al collega che ieri è rimasto coinvolto, così come alla collega che lo era stato precedentemente, e anche il supporto quotidiano che noi diamo ai lavoratori, ai nostri colleghi impegnati a fare questa azione di frontiera in un momento che è particolarmente critico per tutte le ragioni che noi sappiamo. Le difficoltà, oltre ai contingenti di organico ridotti, che non consentono di poter avere una copertura adeguata del territorio, oggi fanno il conto anche con la necessità di un adeguato riposo, atteso che la polizia locale ha lavorato durante la fase stretta della pandemia, per cui oggi entriamo anche in un periodo feriale e quindi questo ridurrà i numeri. C'è come atto positivo, e noi riscontriamo, quello dell'integrazione delle forme di polizia integrata, quindi di coordinamento con le altre forze di polizia, quindi nel tavolo della prefettura. Noi riteniamo che vada aperto e tenuto aperto un tavolo di confronto anche con le organizzazioni sindacali su quello che la nostra città dovrà affrontare in termini di sicurezza, perché vanno bene i servizi di polizia integrata, perché tolgono gli operatori da quell'isolamento operativo che purtroppo, vista anche la conformazione del territorio della nostra città, correremmo il rischio di dover affrontare. Teniamo conto che l'estensione della nostra città è su 60 km, quindi andare a prestare soccorso ad una pattuglia che si trova a Giampilieri, a Ortoliuzzo, non avendo la cognizione delle pattuglie che sono nel territorio, renderà problematica la sicurezza degli operatori. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. A Palma di Montechiaro il sindaco Castellino completa il rimpasto in giunta, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino ha completato il rimpasto della nuova giunta. In uscita sono Giuseppe Dorsi e Angelo Cottitto, entrano nella squadra di governo Salvatore Scopelliti e Salvatore Lauricella, oltre a Megan Ferrante, nominata già la scorsa settimana.
Le deleghe sono state così distribuite: Salvatore Castronova, edilizia urbanistica e patrimonio, attività produttive, mercati e fiere e programmazione comunitaria; Salvatore Lauricella, servizi sociali, ambiente e diritti degli animali; Salvatore Scopelliti, servizi di manutenzione, viabilità e trasporti, decoro urbano e arredo; servizi cimiteriali; Lorenzo Pace vanno le politiche del lavoro, il volontariato, l'associazionismo, il turismo, l'agricoltura e la pesca; a Megan Ferrante lo sport e lo spettacolo, servizi bibliotecari, politiche giovanili e pari opportunità. Il sindaco Castellino ha tenuto per sé le deleghe della cultura, lavori pubblici, bilancio, comunicazioni istituzionali, protezione civile e personale. Come avevo già concordato con la mia maggioranza, oggi abbiamo completato la nuova giunta. La nuova giunta si tratta di due nuovi innesti, l'avvocato Salvatore Lauricella e l'architetto Salvatore Scopelliti, al quale andrà anche la delega di vice sindaco. Sono due giovani e valenti professionisti di questa terra che hanno dimostrato e vogliono contribuire a migliorare le sorti di questa città. Ringrazio veramente di cuore gli assessori Cottitto e Dorsi per quanto fatto in questi anni e sono certo, come già avvenuto per la quasi totalità degli assessori, che non verrà meno mai il loro contributo e il loro sostegno a questa amministrazione. Come avrà avuto modo di vedere, il cambio avviene nella massima serenità, nella massima condivisione di un progetto, perché ognuno di noi si sente parte di questo progetto e pertanto questi avvicendamenti non hanno una funzione punitiva, non vi è nulla di traumatico, bensì un ulteriore coinvolgimento di forze nuove che vengono a servire la città di Palma di Montechiaro in questo processo di rinascita e di rilancio dell'immagine di Palma di Montechiaro, che è fondamentale. Moltissime cose sono state fatte, tantissime cose sono state fatte, molte altre sono in cantiere e altre in fase di programmazione. Come ho già detto, tra i miei gruppi di lavoro di Palma Capitale, l'Istituzione Tomasi e il gruppo dei tecnici, siamo veramente una grandissima squadra e mi corre l'obbligo, ma ho il piacere di farlo, di ringraziare la mia maggioranza per la serenità assoluta con la quale mi concede il modo di lavorare. Possiamo operare in serenità e in maniera efficace ed efficiente perché ho una maggioranza consiliare composta da 9 consiglieri che non fanno mai mancare il loro sostegno, così come vi è un dialogo aperto, sereno ed onesto con la quasi totalità della minoranza, e ciò contribuisce a quel clima di serenità unico nella storia di Palma e che ci permette di lavorare in maniera importante, in maniera seria per questo territorio. Esco fuori dalla giunta, ma rimarrò sempre consigliere comunale e faccio parte di questa grande squadra che ha iniziato il suo percorso 3 anni fa e credo che lo saremo ancora per tanti anni insieme. Ringrazio il sindaco Castellino per la grande opportunità concessami, il consigliere Rosario Falco, grande amico mio, che ringrazio anche lui, e voglio augurare un ottimo lavoro al mio successore, l'avvocato Salvatore Lauricella. Tanti gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio e tanti gli obiettivi che sono stati portati a termine. Il sindaco avrà sempre il mio supporto, sarò sempre accanto a lui, sarò sempre accanto a questa maggioranza, non verrà mai meno il mio appoggio perché credo in questa giunta, credo in questa maggioranza, continuerò a crederci e continuerò ad essere a fianco del mio sindaco. Diciamo che tra virgolette lasciamo, però rimaniamo sempre a fianco di questa amministrazione, capeggiata quindi dal sindaco Castellino, che stia lasciando un segno indelebile nell'azione amministrativa di Palma di Montechiaro, per quello che è stato fatto, per quello che si sta facendo e per quello che si farà in futuro. Diciamo che siamo stati un buon filtro per il sindaco, lo abbiamo lasciato lavorare tranquillamente ad eseguire, diciamo, e portare avanti il suo programma elettorale. Complimenti veramente a questa amministrazione che lascio a malincuore, però sono sempre al suo fianco, sono e sarò sempre al suo fianco. Assolutamente sì, cercherò di non deludere le aspettative. Ringrazio il signor Sindaco e il consigliere Rosario Falco che mi hanno preferito in questa diciamo, nuova esperienza per me. Ringrazio anche l'assessore uscente Giuseppe Dorsi e spero di poter fare del mio meglio e portare i miei servigi anche alla comunità tutta.
È un incarico importantissimo, ringrazio infatti il sindaco Stefano Castellino per questa fiducia e questa stima che ricopre nei miei confronti per darmi un incarico di vice sindaco. Ringrazio anche l'assessore uscente, prendo le sue deleghe, l'assessore Angelo Cottitto per il lavoro che ha fatto fino ad oggi e per quello che ha fatto fino ad ora. Poi mi metterò a disposizione 24 ore su 24 tutte le mie energie per portare avanti tutto il lavoro svolto da sindaco e per gli obiettivi da raggiungere, per gli obiettivi premessi dal sindaco. Nuovo assessore nominata qualche giorno fa, parliamo di questi primi giorni, che sensazione ha provato e quale sarà il suo impegno per sostenere la Giunta Castellino? Ho provato delle belle sensazioni, sono contenta comunque di far parte di questa Giunta, ringrazio anche il sindaco per la fiducia che mi ha dato. Spero di mi auguro, spero di poter apportare al meglio questo compito e ovviamente do la mia assoluta disponibilità per qualsiasi cosa. E da Palma ci spostiamo a Grotte, c'è l'intervista al sindaco Alfonso Provvidenza del nostro direttore Arturo Cantella. L'ufficio assistenza sociale del comune di Grotte ha approvato le graduatorie per la fruizione dei buoni spesa finanziati dalla regione siciliana a valere sul Fondo Sociale Europeo. Le istanze che i grottesi hanno presentato agli uffici comunali competenti sono state 107, di cui 70 quelle ammesse e 37 le escluse. La consegna dei voucher spesa è prevista per il prossimo venerdì. Intanto si provvede alla sicurezza del dopo Covid per ciò che riguarda le scuole del paese. Si è svolta un'importante riunione operativa sul tema alla presenza di diversi dirigenti scolastici degli istituti grottesi su tematiche inerenti la presa in sicurezza per il nuovo anno scolastico, i finanziamenti per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e le aule didattiche e il piano triennale dell'edilizia scolastica. Riprende insomma l'attività comunale a Grotte dopo l'emergenza del coronavirus. Certo, a Grotte abbiamo lavorato tanto come del resto è stato fatto negli altri paesi, sono stati dei mesi difficili, duri, adesso è necessario pensare al dopo Covid, è chiaro che bisogna essere cauti, la cautela è fondamentale, in questo momento la situazione sembra essere alleggerita, sembra andare tutto bene, però vediamo come i numeri soprattutto in altri paesi del mondo siano assolutamente allarmanti, c'è chi collega in qualche modo questo momento tutto sommato di stabilità nella nostra Sicilia per il caldo, le condizioni climatiche, non so altre condizioni, però è chiaro che se da un lato bisogna andare avanti, sostenere l'economia e quindi piano piano rivitalizzare il nostro territorio e quindi ricominciare, dall'altro ritengo che bisogna essere assolutamente attenti, non bisogna strafare, quindi dobbiamo essere bravi a, come dire, a contemperare gli interessi da un lato della ripresa ma dall'altro di garanzia della tutela. Organizzerete qualcosa in vista delle prossime estate, insomma? Ma ci stiamo riflettendo, a dire la verità, ci stiamo riflettendo perché riteniamo, ripeto, da un lato è chiaro che vogliamo fare qualcosa, però dall'altro dobbiamo rispettare le misure di sicurezza e quindi stiamo valutando il da farsi. Acqua col contagocce a San Giovanni Gemini e in altri 4 comuni della provincia di Agrigento. Dura protesta del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. Vediamo. La crisi idrica arriva nella zona montana dell'Agrigentino. La gestione commissariale del servizio idrico ATIA G9 ha reso noto infatti che la società di sovrambito Sicilia Acque ha informato per le brevi della interruzione improvvisa della fornitura idrica presso il punto di consegna Serra Canale nel comune di San Giovanni Gemini a causa di un guasto alla condotta di adduzione. Conseguenzialmente la turnazione idrica in programma nella giornata di oggi potrebbe subire slittamenti. Ieri si sono registrate limitazioni all'approvvigionamento idrico, ripristinata la fornitura idrica, fa sapere Girgenti Acque, la distribuzione tornerà regolare normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Ma non è solo San Giovanni Gemini a soffrire la sete. Da una settimana ci sono 4 comuni completamente a secco. Da lunedì è stata nuovamente interrotta la fornitura idrica nei comuni di Grotte, Naro, Racalmuto e Castrofilippo per un guasto alla condotta di adduzione del consorzio Telesorgenti che ancora non è stato ben individuato e dunque non può essere riparato. L'ufficio tecnico di Girgenti Acque aveva tempestivamente informato il consorzio idrico Telesorgenti dell'inconveniente
niente registrato. E visto che dal 26 giugno scorso, spiega il gestore idrico provinciale in una nota, si registra un arrivo quasi nullo ai serbatoi comunali, che fa seguito peraltro ad un lungo periodo di riduzione della portata fornita, non è stato possibile ancora ripristinare la regolare distribuzione idrica, con una gravosa criticità riguardante anche le utenze sensibili, per le quali la gestione commissariale può soltanto garantire un rifornimento idrico alternativo a mezzo di autobotte. Uno dei comuni senza acqua è Naro. Ieri il sindaco del paese, Maria Grazia Brandara, si è fatta sentire con una lettera di fuoco fatta recapitare agli uffici di Largo Verri a Canicattì, dove ha sede il consorzio Tre Sorgenti. La città, scrive il sindaco di Naro, non può tornare a vivere gli stessi problemi dovuti alla mancanza di acqua, soprattutto nella stagione estiva. Questa è la prima e si spera l'ultima vera emergenza legata all'acqua, aggiunge Maria Grazia Brandara, che sta vivendo questa amministrazione, considerato che lo scorso anno, nello stesso periodo, il problema non si è posto, anzi è stato risolto ottenendo la fornitura idrica giornaliera. Non si deve perdere tempo nell'eseguire lavori di ripristino dei guasti che privano la cittadinanza di un bene vitale come l'acqua. Terremo costantemente aggiornata la cittadinanza, conclude il sindaco di Naro, sull'evolversi della situazione. Niente integrazione di prove come chiesto dalla difesa. L'udienza preliminare sulla presunta falsificazione dei bilanci del comune di Porto Empedocle entra nel vivo. Nessuno dei 7 imputati, fra cui l'attuale sindaco di Agrigento Calogero Firetto, ha chiesto riti alternativi. Il giudice Alessandra Vella quindi ha individuato 3 date, 23 e 30 settembre e 7 ottobre, per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. L'ipotesi del pubblico ministero Chiara Bisso è che sarebbero stati falsificati i bilanci dell'ente fra il 2011 e il 2014, quando a capo dell'amministrazione c'era Firetto, per fare quadrare i conti ed evitare che scattassero le sanzioni di legge per gli enti che non rispettano il patto di stabilità. Nella lista degli imputati, oltre all'attuale sindaco del capoluogo, ci sono l'ex responsabile dei servizi finanziari dell'ente Salvatore Alesci e 5 revisori dei conti che si sono alternati in quegli anni. Sono Francesco Maria Coppa, Rosetta Prato, Carmelo Presti, Enrico Fiannaca ed Ezio Veneziano. L'inchiesta scaturisce da alcuni accertamenti della Guardia di Finanza. Carenza del personale medico, chiude il centro trasfusionale dopo 30 anni di attività. Uno dei reparti più longevi del Barone Lombardo è pronto a sbarrare le porte. Il sindaco scrive ai vertici dell'ASP e della Regione: c'è il servizio. Adesso corrono tutti al capezzale dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, un nosocomio in piena agonia, come abbiamo più volte denunciato attraverso i nostri servizi giornalistici e le interviste al presidente del comitato civico pro ospedale Salvatore Castellano e all'associazione Eticos Salvatore Licari. La notizia della chiusura, seppur parziale, del centro trasfusionale ha fatto risvegliare tutti, in primis il sindaco Ettore Di Ventura, che, colto di sorpresa, ha scritto una lettera alla regione, e poi i parlamentari regionali Roberto Di Mauro e Carmelo Pullara, che si interessano del nosocomio di Contrada Giarre quando il trapassato sta per essere seppellito. Il sindaco Di Ventura si è rivolto al presidente della regione Nello Musumeci, all'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza e al direttore dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Apprendiamo, scrive nella lettera il sindaco, che ancora una volta l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì rischia un ridimensionamento delle prestazioni sanitarie offerte alla comunità, non solo canicattinese ma anche dell'Interland. Questa volta oggetto del provvedimento dei vertici provinciali dell'ASP è il centro trasfusionale, che a causa del pensionamento del medico che lo ha retto finora sarà aperto soltanto di mattina. Ci amareggia a considerare come Canicattì sia sempre nel mirino di questa direzione sanitaria provinciale, con provvedimenti solo negativi e mai propensi all'incremento dell'offerta alla comunità, aggiunge Di Ventura. Numerosi sono gli utenti di questo nosocomio, che per la sua posizione strategica raccoglie non solo l'utenza agrigentina ma anche quella nissena, con un cospicuo numero di pazienti che superano i 65 anni di età, di cui tanti hanno seri problemi di salute. La quiescenza del medico responsabile, causa del ridimensionamento delle attività del centro trasfusionale, sicuramente non è una condizione imprevedibile, pertanto sarebbe stato opportuno, aggiunge il sindaco di Canicattì, anziché scegliere la strada più breve della riduzione delle prestazioni, intraprendere quella della programmazione, prevedendo per tempo la nomina di un sostituto che riuscisse a garantire un servizio indifferibile, perché salva vita, ovvero assicurare il diritto alla salute di un'intera comunità. Appare urgente e necessario, oltre che i vertici del sistema sanitario regionale e provinciale provvedano a nominare in tempi celeri un medico che sostituisca il già responsabile dottor Vincenzo Morgante,
e inseriscano l'ospedale di Canicattì, presidio che serve la metà della popolazione della provincia, in un piano di programmazione volta ad implementare le offerte sanitarie e non a ridimensionarle o peggio chiuderle. Chiediamo un immediato incontro per discutere della preoccupante questione nello spirito di rassicurare la comunità canicattinese sul mantenimento dei dovuti diritti costituzionali in materia di salute. Il centro trasfusionale dell'ospedale di Canicattì non deve essere ridimensionato. Canicattì e i paesi limitrofi, conclude Ettore Di Ventura, devono continuare ad avere un servizio di vitale importanza. Fin qui il sindaco. Poi c'è una interrogazione parlamentare dei deputati Roberto Di Mauro, Carmelo Pullara e Giuseppe Compagnone, indirizzata al presidente della regione Musumeci e all'assessore alla sanità Razza. Viene garantita solo la funzionalità nel turno antimeridiano dalle 8 alle 14, preludio questo alla definitiva chiusura del centro trasfusionale di Canicattì, spiega Carmelo Pullara. L'atto di parziale chiusura è stato disposto dalla direzione dell'ASP di Agrigento, rappresentata dal direttore generale facente funzioni Alessandro Mazzara e dal direttore sanitario Mancuso. Tale fatto risulta gravissimo non solo perché disattende le previsioni della rete ospedaliera approvata dal governo regionale, aggiunge il parlamentare licatese, ma anche e soprattutto perché mette a rischio la vita dei cittadini ed un ampio comprensorio, in particolare quelli che si rivolgono agli ospedali di Canicattì e di Licata. Infatti, il tempo di percorrenza per raggiungere l'ospedale di Agrigento, fatto che diventerà obbligatorio in caso di necessità di sangue, evento che si realizza soprattutto per interventi chirurgici, traumi ovvero incidenti stradali nelle ore pomeridiane e notturne, con la parziale chiusura del centro di Canicattì, è di gran lunga superiore a quella che ad oggi è stato necessario per raggiungere lo stesso ospedale di Canicattì. Pertanto chiedo in particolare al direttore sanitario dell'azienda, a cui compete per funzione e responsabilità la problematica, di attivarsi immediatamente, conclude Pullara, per la risoluzione del gravissimo problema. Ottenere la carta d'identità elettronica per un agrigentino sta diventando un'odissea. La nostra redazione segnala e racconta di avere il documento scaduto da 6 mesi, ma di non riuscire a prenotare un appuntamento per rinnovarla. Nessuno risponde alle mie mail e alle telefonate, ci ha raccontato, e online compare il messaggio: la sede non offre disponibilità. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Missione di monitoraggio per tenere sotto controllo l'attività dell'Etna. C'è il servizio. Attività congiunta di monitoraggio del vulcano Etna tra la base Aeromobili di Catania e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Un elicottero ha provveduto a sorvolare nelle scorse ore il vulcano più alto d'Europa, attenzionando in particolare i crateri. Il monitoraggio è stato effettuato nell'ambito delle attività di collaborazione tra il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Alle prime luci dell'alba, il direttore dell'osservatorio etneo dell'Ingevi, Stefano Branca, e il vulcanologo Luigi Lodato hanno preso parte ad una missione operativa dell'elicottero AV-139 della Guardia Costiera, in dotazione alla base Aeromobili di Catania, allo scopo di monitorare e registrare le attività vulcaniche in corso. Tali tipologie di missioni coniugano le esigenze di continuo monitoraggio da parte dell'ente di ricerca con le tipiche attività di vigilanza, controllo e polizia marittima a tutela della sicurezza della navigazione e di competenza dell'autorità marittima. La missione di monitoraggio delle attività vulcaniche proseguirà nei prossimi mesi e interesserà anche il vulcano Stromboli, tra i più attivi al mondo. In questi ultimi mesi il vulcano dell'arcipelago eoliano ha mostrato diversi segnali di attività ed è costantemente monitorato. L'attività più intensa del vulcano Stromboli risale al 3 luglio dello scorso anno, quando ci furono violente esplosioni che provocarono momenti di terrore sull'isola. Amarezza e delusione, ma anche una buona dose di arrabbiatura sono i sentimenti che si registrano tra i dirigenti e i tifosi del Canicattì Calcio. Dopo la clamorosa esclusione del club dal campionato di Serie D è stata ammessa un'altra società che aveva meno punti. La dirigenza annuncia ricorsi legali. C'è il servizio. Siamo delusi, amareggiati e arrabbiati. Riteniamo che la città di Canicattì, i tifosi, gli sportivi canicattinesi in genere e la SD Canicattì abbiano subito un'ingiustizia sportiva a seguito della scelta della Lega Nazionale Dilettanti di promuovere in Serie D una società con una media punti più bassa del Canicattì. La società Canicattì Calcio rompe il silenzio dopo la mancata assegnazione a tavolino della Serie D e tramite il presidente Angelo Licata annuncia: abbiamo già dato incarico ai nostri legali di impugnare le decisioni assunte dalla Lega. Il criterio
criterio di meritocrazia scelto e ufficializzato nel comunicato della federazione, aggiunge la società biancorossa, pur condivisibile nelle linee generali, è viziato però dalla scelta di premiare le due squadre che si trovano a pari punti prime in classifica nei campionati dell'eccellenza Basilicata e Piemonte girone B. La scelta di assegnare la vittoria del campionato di eccellenza Basilicata e Piemonte girone B a due squadre ex equo non è suffragata da nessuna norma organizzativa interna della FIGC e non ha precedenti nel panorama del calcio dilettantistico italiano. Nell'impossibilità di poter disputare una partita di spareggio, sarebbe stato giusto che la vincente dei campionati venisse scelta in ottemperanza della classifica avulsa, criterio peraltro utilizzato per determinare la classifica del campionato di Serie D per l'attuale stagione sportiva 2019-2020, retrocessioni comprese. Le due squadre individuate quali migliori seconde nei campionati di eccellenza sono il Rotonda, eccellenza Basilicata, che ha totalizzato 64 punti in 25 partite con una media punti a partita di 2,560, e il Saluzzo, eccellenza Piemonte, girone B, che ha totalizzato 43 punti in 21 partite con una media punti a partita di 2,048. Dal controllo sulla media punti per partita delle migliori seconde è a colpo d'occhio riscontrabile che la seconda classificata dell'eccellenza Piemonte, girone B, ha una media punti per partita inferiore a quella del Canicattì, che peraltro viene gravemente danneggiata dall'utilizzo di un criterio ingiusto, oltre che non suffragato da disposizioni normative. La decisione di promuovere il Saluzzo, che occupa il 12° posto nella classifica delle migliori seconde, è stata assunta in palese violazione del criterio del merito sportivo più volte richiamato dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti, aggiunge il Canicattì Calcio, in applicazione del vero criterio meritocratico della media punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate nel rispettivo girone di eccellenza. Questa sarebbe la graduatoria delle società con la relativa media punti da promuovere direttamente in Serie D. Qui il Canicattì fa una classifica che tra l'altro è stata riportata anche dalla Lega Nazionale Dilettanti: Rotonda, Sant'Agata, Puteolana al terzo posto, Sestri Levante, Treppini Matese, Vis Nova Giussano, Canicattì settimo, Corato ottavo, 12° Saluzzo, media punti a partita 2,048, mentre il Canicattì ha una media punti a partita di 2,167. Il Saluzzo dunque è al 12° posto. È evidente che è stata perpetrata a danno del Canicattì una ingiustizia sportiva. La SD Canicattì ha sempre onorato tutte le competizioni alle quali ha partecipato con il massimo rispetto degli avversari, degli arbitri, della federazione e delle norme federali, accettando i risultati del campo anche quando questi non sono stati favorevoli, distinguendosi per stile, sportività e fair play, diffondendo i valori di una sana cultura sportiva con il coinvolgimento di famiglie, giovani e tantissimi tifosi canicattinesi e ricevendo apprezzamenti da ogni parte d'Italia. Abbiamo vinto tanto, conclude la società, ma abbiamo soprattutto sempre accettato tutte le sconfitte con eleganza, dignità e sportività. Questa è una inaccettabile sconfitta dello sport e dei principi in cui abbiamo sempre creduto. Rimaniamo fuori dalla Serie D, ma a testa alta e fieri di essere canicattinesi. E il Pro Favara organizza la prossima stagione. Carmelo Lentini. Il Pro Favara si organizza per il prossimo campionato di eccellenza con prospettive molto ambiziose e nel frattempo ha dato una bella e proficua rassettata al proprio assetto societario, che ha registrato delle interessanti novità. Alla carica di presidente è stato riconfermato Rino Castronovo, mentre ritorna in dirigenza l'imprenditore Salvatore Marrone, eletto insieme a Giuseppe Marotta vicepresidente. Direttore generale sarà Pasquale Capodici, segretario Angelo Sciortino, direttore sportivo Francesco Lomedico, team manager Gerlando Mendolia, responsabile all'area tecnica Giuseppe Cusumano, dirigente accompagnatore Giuseppe Schillaci, Lino Sanfilippo, Claudio Bosco, Giuseppe Marotta e Giuseppe Palumbo Piccionello, mentre project manager sarà Francesco Vullo. Area commerciale e finanza sarà curata da Carmelo Scutellà, mentre l'area marketing il responsabile sarà Armando Pellitteri. Lo staff dei collaboratori sarà composto da Angelo Sciumè e Giuseppe Marotta. L'ufficio stampa, comunicazione e social saranno curati da Giuseppe Episcopo, Rosario Sorce e Giovanni Di Caro. Per quanto riguarda il settore giovanile, il responsabile è stato chiamato Carmelo Trupia, mentre allo staff dei collaboratori Salvatore Pecoraro, Rosario Sorce
Il nuovo direttore sportivo sarà Francesco Lomedico, già in passato direttore sportivo a Castellammare del Golfo e a Partinico, con un curriculum di osservatore giovanile per tantissime società professionistiche italiane e straniere. Con le competenze del nuovo DS, la società punta a rilanciare in grande stile anche il settore giovanile con importanti novità che saranno rese note a giorni. Intanto il presidente Rino Castronovo ha preannunciato importanti interventi che riguarderanno lo stadio comunale. Nelle prossime settimane l'intero sodalizio della Pro Favara verrà presentato alla stampa. Nel corso della conferenza sarà presentato anche il nuovo allenatore e saranno presentati anche i primi colpi di mercato. La Fortitudo Agrigento è lieta di comunicare che anche per la prossima stagione coach Cagnardi sarà biancazzurro. Il coach e la società agrigentina hanno firmato un nuovo accordo. Cagnardi, che si appresta a vivere il suo secondo anno da allenatore della Fortitudo Agrigento, commenta: sono felice e soddisfatto per questa reciproca fiducia. Il lavoro che ci aspetta non è semplice, ma il senso di appartenenza e di sfida che ci accomuna ha acceso subito una grande motivazione in tutti noi. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.